I banchi che si chiamano sedute didattiche innovative li abbiamo sconsigliati. Dico la verità, i presidi lo sanno, hanno seguito le conferenze di servizio. Li abbiamo sconsigliati prima di tutto perché non sono arredi scolastici, non sono classificati nelle norme UNI come arredi scolastici, ma la loro funzionalità come arredi scolastici deve essere attestata dai dirigenti scolastici, quindi c'è anche un'assunzione, un profilo di responsabilità. Certo. Poi il fatto delle rotelle, è vero che alcuni di questi sedute hanno la possibilità del blocco delle rotelle, ma non tutti, e quindi se noi siamo qui a misurare al centimetro il metro e poi mettiamo le rotelle, lei capisce che con le rotelle ci si sposta, ci si può spostare, quindi, ma poi guardi, c'è un dato di fondo che io ho valutato da questo punto di vista, cioè che l'uso di queste sedute didattiche innovative, dove è stato introdotto, è legato a innovazioni della didattica molto profonde, in cui sostanzialmente viene abolito il libro di testo, viene abolito diciamo il setting classico dell'aula. E quindi io credo che siccome l'organizzazione della didattica e le scelte metodologiche sono veramente una prerogativa delle scuole, non bisogna fare forzature e non possiamo noi dall'alto centralmente decidere tutti i banchi così, tutti i banchi colà.